piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Mother, so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti. Per capire meglio e per iniziare meglio la settimana, proprio per avere un'idea più fresca, più lucida di quello che avviene durante, in questo momento, l'amministrazione Donald Trump. Un'amministrazione Donald Trump che avete visto molto impegnata per quel che riguarda, e ne parleremo ovviamente, ad esempio l'Iran. Un importante snodo sembra all'orizzonte, ma un'altra parte importante di questa scorsa settimana è stata la conferenza a Monaco con l'intervento del segretario di Stato Marco Rubio. Avete ascoltato anche l'editoriale del nostro direttore Sallusti, che ne ha parlato ovviamente. Vi darò anche semplicemente una mia interpretazione, ma vedremo anche cosa sta succedendo all'interno degli Stati Uniti, se Donald Trump quali mosse farà per Minneapolis e quali mosse farà anche per la sicurezza degli Stati Uniti, anche per quanto riguarda, ad esempio, l'utilizzo dei cartelli della droga. Stanno utilizzando dei droni proprio per vigilare il confine fra Stati Uniti e Messico. Ecco, questa è un'altra delle tante mosse dei cartelli della droga messicani che purtroppo, ovviamente, il Messico stesso non ha la forza per contrastarli, ma speriamo che continuino con un supporto perlomeno logistico agli Stati Uniti per controllare questi droni, che sono una problematica addirittura dal 2017. Parliamo quindi di una pratica conosciuta, ma che in questo momento è ancora più utilizzata proprio per la consegna e per il contrabbando di sostanze stupefacenti, ma anche in questo momento utilizzate anche per combattere i nemici dei cartelli. E quindi parliamo di cartelli che sono veramente paramilitari oramai, che hanno un'organizzazione propria per potersi anche proteggere, una struttura molto, molto organizzata, e che vede nel Messico uno Stato che, per quanto possa effettivamente essere messo a contrasto contro organizzazioni potenti del genere, non riesce il Messico per niente, anzi si trova succube di questi signori che vedono il confine, poi tra l'altro tra Stati Uniti e lo stesso Messico, come un parco giochi, come anche la possibilità di far passare tantissimi immigrati irregolari, ovviamente, grazie a delle donazioni, chiamiamolo così, grazie a un'estorsione, tra l'altro, purtroppo a immigrati irregolari che magari vengono addirittura dalla Cina, che quindi si fanno mezzo mondo in aereo prima, e poi dopo fare una traversata che è veramente difficile, nonostante le tante persone che uno vede entrare all'interno degli Stati Uniti. La traversata per il confine tra Stati Uniti e Messico è una traversata veramente, veramente tosta, e che molto spesso, questo è poco riportato, ha visto anche purtroppo la morte di tante persone proprio all'interno della traversata. Purtroppo gli agenti di sicurezza che controllano le strade, i percorsi più conosciuti,
incontrano spesso cadaveri o addirittura rimasugli umani di quelli che purtroppo avevano tentato la attraversata. Parliamo quindi di cartelli della droga che conoscono bene quindi la situazione, ma avete visto sicuramente, andando adesso nella politica estera, anche perché sono purtroppo fatti molto, molto importanti per quanto riguarda gli Stati Uniti, per quanto riguarda Israele, alleato storico degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono intenzionati a dirigere davanti proprio allo Stato dell'Iran la propria flotta di portaerei, proprio per cercare di intimidire lo Stato dell'Iran. E infatti le notizie che vengono anche ad esempio da Reuters, si parla proprio di Stati Uniti che in questo momento stanno organizzando la propria marina militare e le proprie forze armate proprio per resistere a operazioni di una durata di settimane addirittura. Quindi parliamo veramente di Stati Uniti in questo momento che cercano di mettere molta, molta pressione all'Iran, giustamente anche perché si parla di accordi per quanto riguarda l'acquisizione di armi nucleari. Stati Uniti che infatti fanno pure trapelare che Donald Trump abbia parlato con il presidente di Israele Netanyahu e che abbia lasciato un via libera e anzi abbia parlato anche addirittura di un supporto nel caso il presidente di Israele fosse pronto a lanciare attacchi nei confronti dei nuclei dove vi si sviluppa nello stato iraniano il programma per quanto riguarda i missili balistici. Quindi parliamo di un Donald Trump e dell'amministrazione Trump che in questo momento è molto, molto interessata proprio alla possibilità che l'Iran, tra l'altro, possa cedere, però solo con l'utilizzo della forza. Parliamo anche di una possibilità per quanto riguarda i colloqui che sembra anche molto, molto forte anche per quanto riguarda proprio lo stesso Stato iraniano. Perché? Perché la TV di Stato addirittura ha parlato di come il ministro degli esteri iraniano sarà proprio in viaggio per parlare per quanto riguarda proprio questi accordi con l'amministrazione Trump. Parliamo anche ovviamente degli stati arabi del Golfo che sono dichiarati comunque contrari per quanto riguarda un attacco missilistico, comunque un attacco militare in queste zone, sia quindi Arabia Saudita, ma anche altri che sono alleati degli Stati Uniti o comunque partner economici, commerciali. Perché? Perché parlano di Stati Uniti che con un attacco missilistico rischierebbero di mettere l'Iran, ma l'intero Medio Oriente una situazione di enorme sconvolgimento, addirittura loro parlano addirittura di una guerra civile. La verità è anche che probabilmente, giustamente, gli stati del Golfo vogliono mantenere comunque la propria posizione di potere all'interno ovviamente dell'area e quindi cercano di scoraggiare interferenze, chiamiamole esterne, come sarebbe quella poi degli Stati Uniti. Parliamo anche di addirittura un Iran che ha ammesso alla BBC con un'intervista a un ministro proprio del governo degli Ayatollah in cui ha dichiarato che sarebbe pronto anche proprio il ministro degli esteri Mahdi Ravanchi
spero di averlo pronunciato in maniera corretta, altrimenti siate liberi di correggermi nei commenti, ha dichiarato in un'intervista con la BBC a Teheran che l'Iran è disposto a giungere a compromessi proprio per arrivare a un accordo su questa tematica molto molto importante. Ha dichiarato che se gli Stati Uniti vogliono raggiungere questo accordo e che sono sinceri anche nel provare a mediare, sarebbero disposti a scendere a patti con l'amministrazione Trump. Ovviamente, ovviamente la pressione militare di Israele e la flotta che sta dirigendo verso le proprie coste assolutamente non influenzeranno la scelta nel caso, quindi parliamo di un Iran che continua a perlomeno a raffigurarsi come uno stato forte, nonostante le proteste che stanno venendo purtroppo soffocate nel sangue contro proprio il regime. E parliamo anche di Stati Uniti, che con la conferenza che avete ascoltato anche dal nostro direttore Sallusti nel suo editoriale, abbiamo visto come Marco Rubio e come l'amministrazione Trump abbiano scelto di offrire sì un ulivo agli stati europei, ma cercare anche di ovviamente di ricordare loro la responsabilità che stare nella NATO e cercare anche di controllare per decenni insieme il mondo ha portato poi dopo sia agli Stati Uniti ma anche agli europei. Ehm, Parliamo di un Marco Rubio che ricorderete segretario di Stato e quindi è, possiamo dire, dopo il vicepresidente Vance, è la persona più importante dopo Donald Trump per quanto riguarda le decisioni. L'anno scorso ricorderete proprio il discorso del vicepresidente J.D. Vance in cui aveva criticato le posizioni dei leader europei, in cui aveva parlato addirittura di una libertà di parola che era scarsa all'interno del continente europeo, all'interno del vecchio mondo. E parliamo anche di un'amministrazione Trump che poi durante il 2025 aveva portato a tante discussioni con gli europei che sono dimostrati lenti nel decidere e anche reticenti, possiamo dire, nel decidere se supportare oppure andare contro le idee dell'amministrazione Trump, lasciando quindi il mondo e perlomeno anche le mosse degli Stati Uniti in un quasi leggero pantano. Parliamo di Marco Rubio, che addirittura è tornato ai tempi della guerra fredda, parlando addirittura di un'euforia che vi era al momento della fine di questo periodo storico molto importante. E parliamo di un Marco Rubio che addirittura ha parlato di una euforia che era dettata dalla fine della storia. Avete sicuramente anche sentito parlare proprio di un libro che è importante per capire la mentalità dell'epoca, proprio la fine della storia, in cui descrivono il mondo e la democrazia liberale come il punto più alto politico della storia umana. E anche per questo Marco Rubio ricorda che erano solo speranze vane, ma che ora bisogna mettersi in sesto, bisogna rimborcarsi le maniche e cercare di sistemare e mantenere anche una posizione di forza. Penso che sia anche questo giustamente il messaggio, non è che una superpotenza ceda il proprio posto nel mondo in maniera così semplice, e che addirittura alla fine di un'alleanza transatlantica, quindi tra Stati Uniti
e alleati europei della NATO non è l'obiettivo né il desiderio proprio degli americani. Ha parlato anche, scusate, di come gli americani e gli europei abbiano combattuto fianco a fianco, siano morti e abbiano fatto scivolare il proprio sangue proprio in battaglie molto importanti, da Kapyong a Kandahar, e quindi proprio per sottolineare in realtà quanto sia importante l'aiuto di alleati che siano volenterosi proprio di fare la propria parte nell'ordine mondiale. Parliamo anche di Stati Uniti con un Donald Trump, quest'ultima notizia in chiusura, che ha dichiarato che i propri alleati della Board of Peace e quindi del proprio nuovo comitato per quanto riguarda la ricostruzione di Gaza abbiano raccolto per ora 8 miliardi che quindi saranno destinati all'aiuto proprio di una popolazione veramente in difficoltà che si spera sarà presto fuori dalle grinfie dei terroristi di Hamas. Con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Oggi ho cercato di parlare più in profondità delle singole notizie perché erano molto, molto importanti anche per il nostro presente, per il nostro futuro. Vi auguro una buona giornata a tutti, grazie. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America.